Sono 42 i comuni siciliani che il 10 e 11 ottobre voteranno per eleggere i propri sindaci per rinnovare i consigli comunali. I seggi saranno aperti domenica dalle 7 alle 22 e lunedì dalle 7 alle 14. Per gli eventuali ballottaggi si torna alle urne domenica 24 e lunedì 25 ottobre. Sono chiamati al voto complessivamente 568.357 cittadini. In 29 centri si voterà con il sistema maggioritario, in 13 con quello proporzionale. I consiglieri comunali da eleggere sono 606. La costituzione dei 618 uffici elettorali di sezione con l'autenticazione delle schede elettorali avverrà nel pomeriggio del sabato. Le operazioni di scrutinio inizieranno lunedì, ultimate le operazioni di voto e dopo il riscontro dei dati. L'elettore può esprimere una o due preferenze per i candidati al Consiglio comunale. Nel caso vengano espresse due preferenze, devono essere di genere diverso, una femminile e l'altra maschile. In caso contrario, la seconda preferenza verrà annullata. Il voto espresso per una lista si estende al candidato sindaco a esso collegata e non viceversa. Considerata l'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'elettore dovrà recarsi al seggio elettorale munito di apposita mascherina protettiva. I dati sull'affluenza alle urne e i risultati provvisori saranno comunicati mediante l'utilizzo del programma IDEC realizzato in collaborazione con l'assessorato regionale all'economia, alla società digitale e delle prefetture siciliane. 4 le rilevazioni sull'affluenza degli elettori al voto, con il raffronto dei dati con quelli delle ultime elezioni amministrative dei comuni interessati, che saranno diffusi domenica alle ore 12.30, alle 19.30, alle 22.30 e lunedì alle ore 15 quando si chiuderanno i seggi. I dati relativi ai risultati, man mano che verranno trasmessi, saranno immessi nel sistema dell'ufficio elettorale della Regione, elaborati dal programma e pubblicati in tempo reale. Le informazioni in ordine alle candidature alla carica di sindaco, alle liste che partecipano alle consultazioni, alle liste collegate al candidato sindaco possono essere visionate accedendo al menu della piattaforma telematica. Tra i comuni in Sicilia che andranno al voto ci sono Vittoria, in provincia di Ragusa, Alcamo nel Trapanese, Caltagirone, Adrano e Giarre in provincia di Catania, Canicattì, Favara, Porto Empedocle, nell'Agrigentino, Lentini, Noto, Pachino e Rosolini in provincia di Siracusa, San Cataldo nel Nisseno.